Ciao ragazzi, sono le 2 meno un quarto e vista l'impossibilità di ieri di andare a fare la camminata che avevamo prefissato causa maltempo, oggi ripieghiamo su delle malghe qua in zona. Salendo dal passo si lascia la macchina in località Malga Budoi e si sale, questa è la vista. Si inizia a salire su strada bianca, sterrata, fino al rifugio Posa Poner. Adesso iniziamo a vedere i primi scorci del rifugio, dopo una ventina di minuti che si cammina. Eccolo lassù. Bene, dopo circa una mezz'oretta di camminata siamo arrivati in Forcella. Ora proseguiamo verso Malgamont e diciamo che i tempi che danno sui segnavia anche dalla prima Malga, da Buduia al Posa, sono comodi di una ventina di minuti. Stiamo camminando con calma. I sentieri oggi sono super affollati. Comunque abbiamo raggiunto un bivio dove si raggiunge il rifugio Salvedella di là, ma noi invece proseguiamo giù verso Malga Mountain, Monte Crep, anche se è un po' trafficata, ma ce la famo. Vediamo se arriva ancora. Andare lassù, lassù. Guardate che belle le prealpi trevigiane. Una vista spaziale. Ora andiamo a prendere quel sentierino lassù e saliamo su praticamente alla croce sul Monte Crep. Quasi su. Camminata veloce, semplice oggi, un'ora e mezza di andata in tutto, però estremamente panoramica.
Eccoci qua, è raggiunta la cima del Monte Krat, Croce. Quello è il Piave, una vista veramente mozzafiato, mi dispiace per tutta quest'aria. La quota è circa 1330, però meraviglia. Allora, c'è il bivacco con una bella tavola, c'è anche un bel affresco qui dalla Malga, c'è il caminetto, la cucina, il libro di bivacco, un po' di cose, e di qua c'è una stanza con i letti e chiaramente adesso è tutto fermo perché non ci si può dormire. E usciamo. Perfetto, andiamo. Anziché salire, anziché fare il giro, sono salito su questa costa e mo c'è una bella passeggiata panoramica. Che figata! Qui è ancora più crestina che va su, splendido, bellissimo. C'è una vista che è spettacolare. Adesso Vale sta scendendo, noi scendiamo da quel ripidone lì e arriviamo sulla Malga laggiù, quindi andiamo a vedere come prosegue qua. Quindi le creste che ho fatto prima, creste tra virgolette, le cimete che ho fatto prima, sono salito all'inizio da lì, poi si è aggiunta la valle su, siamo scesi da là e questo è il sentiero che poi porta a queste Malghe. Andiamo a bere una biretta? Hai fame? A mangiare un sempre pronti al vapore di quelli ultra mega buoni, buonissimissimi. Sono buoni, buonissimi. Sono buoni, buonissimi, sono salutari, salutarissimi. Salutarissima. Bene, siamo rientrati al rifugio del Posa Puner. Adesso ci accampiamo un attimo per mangiare e aspettiamo il tramonto dietro le montagne e poi rientriamo in notturna. Bon dai, adesso ceniamo qua un attimino. Qua un po' di pronti al vapore, valfrutta, farro, olive nere, pomodori secchi e capperi. Fanno un po' schifo, cioè a vederli, però in realtà sono anche buone queste cose. E un abbaffo d'oro che va sempre bene. Alla vostra!
E niente, dai, alla fine non aspetto il buio perché sta andando su nuvolo, rischio pioggia, quindi è meglio che rientriamo adesso. Comunque il tramonto visto, mangiato abbiamo mangiato, freddo l'abbiamo preso e ci vediamo alla prossima.